Buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori e benvenuti ai Barbari della Martesana, la trasmissione dei giovani padani sempre e solo sulle onde di Radio Padania Libera. Buongiorno a tutti anche da un barbaro varesotto. Ecco, infatti stavo per dire, oggi abbiamo un intruso, il nostro Federico Martegani, coordinatore provinciale dell'MGP di Varese, che è venuto a farci un saluto e a intrufolarsi nella trasmissione dei giovani padani della Martesana. Come non fermarsi in radio quando c'è la Magda Beretta ecco, in trasmissione? Come non darti torto, insomma, come darti torto. Allora, Fede, insomma, oggi ti stavo anticipando prima, appunto ci siamo incrociati qua nel cortile di Via Bellerio, vogliamo parlare di un po' di cose, adesso infatti inizieremo ad anticipare quello che tratteremo, gli argomenti che tratteremo durante la nostra trasmissione, ovvero vogliamo sapere un po' la vostra opinione in merito alle elezioni europee che si sono appena tenute. Insomma, cosa ne pensate dell'esito di queste elezioni europee, pro e contro, cosa ne pensate del risultato della Lega Nord e soprattutto ci farebbe piacere sentire qual è il vostro pensiero, insomma, soprattutto sul risultato del Partito Democratico, che credo che sia il dato. Ahimè, insomma, dici che ha vinto di un pochino tanto, ha vinto giusto dici di un preso... pochino. Diciamo che l'effetto Renzi a quanto pare ha premiato e quindi insomma vogliamo sapere un po' cosa ne pensate, quindi chiamateci allo 0266 20 35 29 oppure mandateci un sms al, guarda là in alto. Ah, scusate, mi sono perso. 346 64 277 56. Io più che altro volevo dire, chi ha preso gli 80 euro di Renzi, cosa se ne fa? Apriamo questo sondaggio. Allora, da consigliere comunale, dato che abbiamo appena votato le aliquote, ti dico che sicuramente verranno immediatamente utilizzate per pagare tutta la tassa IUC che prevede Tasi, Tari, IMU e via dicendo. Quindi questi 80 euro, se non di più, verranno subito ridati allo Stato. Una partita di giro. Infatti, abbiamo una chiamata in linea, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Valerio da Udine. Sì. Allora, se voi guardavate ieri la trasmissione Le Iene, hanno fatto proprio un interessantissimo sondaggio, diciamo, di quelli che non sono andati alle urne e hanno fatto vedere che in spiaggia, diciamo, nei posti di vacanza per la domenica, è venuto fuori che la maggioranza avrebbe votato Grillo. Ah, quindi questa è una cosa molto interessante. Quelli che non sono andati avrebbero votato Grillo, perciò diciamo che come sempre quelli della sinistra vanno e vanno sempre, quelli non mancano questo mai. È un dato di fatto. Purtroppo qua si vota come fare tipo per una squadra di calcio, non ha importanza, ormai appartiene a quella, per la vita è difficile cambiare, no? Perché il ragionamento è di un altro mondo. Però bisogna dire anche che da parte nostra, da parte della Lega, io ho trovato molto molto sbagliato mettere dentro Tosi, perché io ho parlato con tanti amici che avrebbero dovuto votare Lega e purtroppo quando hanno visto il nome di Tosi l'hanno votata. sono fermati, sono bloccati. Poi ognuno ha le sue considerazioni. Per me è stato un errore. Perché già con quello che è successo, diciamo, qualche dubbio c'è. Se vogliamo prendere la gente realmente, dobbiamo far vedere di essere sempre comunque coerenti, anche se c'è il sospetto che dopo io non voglio dire che è colpevole, ma se dovesse esserlo, benissimo. Bisogna prendere prima che venga fuori, perché dopo è facile punire uno che è stato scoperto. Ho capito. Perfetto, insomma. Una curiosità, lei prenderà gli 80 euro di Renzi? No, io no, purtroppo no. Ma non mi interessa, anche se li pigliavo, non avrei votato Renzi. Ok, la ringraziamo. Grazie, un abbraccio. Pomeriggio. Insomma, quello che è emerso dalla telefonata del nostro amico di Udine in sostanza è che appunto mi pare di aver capito che il risultato del Partito Democratico in parte è stato determinato anche dal forte astensionismo dei grillini, insomma, quindi è sicuramente un dato da tenere in considerazione. Oggi, prima di tornare insomma all'argomento del giorno, attendiamo le vostre telefonate. Oggi bisogna ricordare che è la festa della Lombardia, la prima festa
della Lombardia. Il Lombardia Day, che oggi verrà celebrato nella piazza di Palazzo Lombardia a Milano con una serie di concerti alle 20 di stasera, se non ricordo male. Comunque potete trovare tutte le informazioni sul sito della Regione. Prima di ricevere le telefonate che ci stanno aspettando, aggiungo una domanda ai sondaggi del giorno. Che cosa vi piace di più della nostra stupenda Lombardia? Oh, una bellissima domanda. A te, Maggie, cosa ti piace di più della Lombardia? A me il Lago Maggiore. Mi sono di Varese e per me è come il Lac Maggiore che è una goccia. Tu sei di Varese, quindi giustamente valorizzi le bellezze del tuo territorio. Beh, diciamo che quando penso alla Lombardia, in primis mi viene da pensare e insomma il mio cuore batte per Milano, quindi diciamo che il simbolo della Lombardia secondo me è il Dom de Milano, insomma, da vera milanesotta mi viene assolutamente da ricordare questo. Comunque in Lombardia abbiamo tantissime bellezze, laghi, parchi, montagne. Ahimè, in parte anche tanta urbanizzazione, poi io abito in una zona non molto felice. Non avete i laghi in Martesana? I laghi in Martesana no, forse tra un po' ci fanno le vasche di laminazione e trasformiamo i laghi, però speriamo di no. Prima di prendere le telefonate ricordo che la raccolta firme continua mancano ormai 6 giorni. E il numero amico per chiedere informazioni dove andare a firmare nei comuni, nei gazebo della Lega, eccetera, visto che adesso appunto si sta espandendo anche a quelli che non pensavano di mettere la firma perché no, la fanno della Lega, quindi per dispetto, no, invece insomma si sta aprendo un po' di più. Il numero amico è 0266 234 234. Lì c'è il centralino, voi chiamate e vi danno tutte le informazioni. Infatti, della vostra telefonata? Zona. Abbiamo 2 telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Chi sei? Da dove chiami? Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, è lei. Buonasera. Dunque no, io va bene, volevo fare 2 considerazioni, in parte le avete già fatte voi. Sì. È evidente che la vittoria di Renzi è una vittoria di Pirro, che con il 42% di astensionismo è una cosa assurda pensare a un discorso di questo genere, però insomma vabbè, sappiamo che i media in mano a chi stanno, quindi fare tutta questa propaganda è una cosa, vabbè, diciamo a dir poco allucinante. La cosa che sorprende è che mezza Europa ha cambiato diciamo direzione, noi italiani invece come al solito no? Siamo controcorrente. Siamo un po' controcorrente. Lei poi sente dal mio accento, io sono milanese, vivo a Milano da 4 anni, provengo dalla capitale, quindi lei può immaginare quello che ho visto e vabbè, non è che immagino. Non sono un vostro elettore non particolarmente come dire estremista, diciamo, diciamo un buon ammiratore, ritengo che condivide alcune nostre battaglie. Sì, no, le condivido per quello che riguarda i referendum tutte. Okay. Quindi su questo sono È già andato a firmare? Guardi, ci devo andare. Infatti volevo chiedere, questo a Milano in qualsiasi circoscrizione si può andare? Cioè perché il comune ha varie sedi, no? Ma bisogna andare alla sede centrale, ecco, questo volevo sapere, oppure basta anche una circoscrizione? Io sono qui dalle parti di Viale Scarampo e quindi allora, io credo di sì, però non essendo su Milano città le consiglio di chiamare appunto lo 0266 234 234, a cui sicuramente le risponderanno con maggior precisione per quanto riguarda la sua zona. Se no, se poi lascia il numero al nostro mitico regista Roberto, dopo la facciamo ricontattare noi dal centralino. Ecco. Ah, perfetto, potrebbe essere un'idea. Un'altra cosa volevo sapere. Siccome non vi ricevo bene, la frequenza della radio qual è quella buona? Perché io per esempio da casa mia, che sono diciamo vicino alla Fiera Vecchia, non riesco a ricevervi, mentre se quando vado al lavoro, che sono praticamente sulla 4 per andare verso Venezia, lì vi ricevo bene. Ma qual è la frequenza esatta dove potervi ricevere come radio? Allora, la frequenza esatta come Milano è la 103.5. 103.5, sì. Ho capito. Così almeno ci può sentire sempre. Okay. Benissimo, la ringrazio. Niente, grazie a lei, arrivederci. A presto. Abbiamo un'altra chiamata in linea, se non erro. Dopodiché lanciamo una canzone per il Lombardia Day. Lombardia. Pronto, con chi parliamo? Sì, ciao, Gian Pietro da Bergamo. Vi sottoposto una semplice domanda, la porgo a voi. Secondo voi, quanti immigrati con la cittadinanza facile avuta in 448 hanno votato, che hanno permesso di alzare il numero e aiutare il PD? Sì, questo infatti
Questo è un dato assolutamente da considerare. Effettivamente nelle discussioni, insomma, televisive o sui media che sono emerse post voto, effettivamente questo dato non è stato considerato. Ha fatto un'ottima osservazione il nostro amico di Bergamo, una cosa assolutamente da valutare. Secondo me, andando avanti con il tempo, ahimè, questa realtà sarà sempre più veritiera. Bene, allora, intanto salutiamo il nostro Federico Martegani, che è venuto a arrivato via salutarci. SMS, ricordiamo il numero 346 64 277 56. Da Carlo da Brescia dice che della Lombardia la cosa che gli piace di più è il popolo, straordinariamente operoso e generoso. Ringraziamo anche Carlo da Brescia, ringraziamo un po' di meno Samantha, che invece via SMS se la prende con la nostra conduttrice preferita Maggie Beretta, dicendo che sono contenti per la vittoria di Renzino, e vabbè, lì lasciamo aperte ogni battuta, e noi siamo terrorizzanti. E noi invece siamo terrorizzanti. Insomma, ne riparleremo tra qualche mese. In Lombardia si vede che siamo bravi, operosi, generosi, ma non abbastanza sorridenti e paccioccosi come Renzi. E quindi, ne pagheremo le conseguenze. Cosa ci dobbiamo fare Samantha, se non siamo fiorentini? Ciura Samantha, noi le mandiamo un bacione, anche in telecamera, così almeno... un abbraccione. Infatti, e lanciamo insomma una canzone che dedichiamo al primo compleanno della Lombardia. Bravissima. Ovviamente di Van der Sproge.
Rieccoci di nuovo negli studi di Radio Padania con i Barbari della Martesana, la trasmissione del Movimento Giovani Padani. Abbiamo voluto omaggiare quest'oggi per il Lombardia Day, quindi la prima celebrazione della festa della Lombardia. Abbiamo appunto voluto rivolgere un omaggio a questa festa dedicando alla nostra amatissima Lombardia una canzone di Van der Sfrost che personalmente è la mia preferita, Pulenta Galena Fregia. Diciamo che appunto rappresenta la cultura della canzone lombarda in tutta Italia e in Europa. Abbiamo un'altra chiamata in linea, pronto, con chi parlo? Sì, buongiorno, parla Marco da Padova. Buongiorno Marco. Complimenti e tanti auguri per la trasmissione grazie mille. E per la Lombardia. Grazie. Oh, che bello ricevere gli auguri anche dai fratelli veneti. Beh, siamo tutti quanti qua, insomma. Quindi, sì. Però volevo dirti una cosa riguardo le frequenze. Qui a Padova e anche in provincia, nell'ultimo mesetto la vostra radio non si sente più bene, non so se è per via delle elezioni o qualcosa, però è sempre coperta non si sente molto spesso e poi siccome ho un po' di esperienza di frequenze vedo che è sempre disturbata, se posso dire da chi sono gli altri che vi disturbano, se posso dirlo in diretta, lo chiedo a lei. Le altre radio? Sì. Allora sono Radio Maria e Radio 24 che si sovrappongono alla frequenza di Radio Padania, ok. Quindi adesso lo segnaliamo alla regia. Perenne proprio, una cosa vergognosa. Quindi nella zona di Padova. Ne avrei anche molte altre cose da dire, ma penso che questa intanto può bastare per oggi. Ok, però volevo sapere cosa ne pensa dell'esito di queste elezioni. Ma penso che sono state buone, diciamo per noi, no? Penso che molta gente degli indecisi ha fatto l'indeciso e non ha votato 5 Stelle, ha fatto decisamente l'indeciso. Dalle urne. Credo che la vittoria di Renzi cosiddetta con poco più del 50% dei votanti sia una vittoria, insomma, un po', chiamiamola di Pirro, un po' scadente, una vittorietta, chiamiamola, no? Ecco, così, tanto per andare in Europa con la testa alta, ma penso che lì comunque sanno che metà degli italiani è andata al mare o in montagna, quindi insomma non si è interessata di queste elezioni europee. L'Europa, gli italiani secondo noi non la vede bene, cioè, almeno da quello che io vedo qui non la vede più bene nessuno. Credo proprio che abbia ragione. Grazie mille per il suo contributo. Abbiamo un'altra chiamata in linea, pronto? Buona Padania. Buona Padania. Il fratello piemontese, visto che hai chiamato l'altro fratello veneto, io sono fratello quindi piemontese. mi aspetto gli auguri anche dai fratelli piemontesi. Sicuramente. Bene. E telefono da Settimo Torinese. Da Settimo Torinese, sì. Io sono incazzato nero, perché la capisco. Gli italiani meritano quello che hanno, non possono pretendere di più, ma sono di una ignoranza spaventosa. Qui noi abbiamo avuto anche le elezioni amministrative e ha vinto il PD, ovviamente, perché le periferie di Torino è tutta PD. Ma non ha vinto quel poveretto lì, ha vinto trascinato da Renzi. Ma la gente si fanno imbambolare dai proclami televisivi, dalle comparse, perché Renzi dice di aver dato 80 euro, ma non ne ha dato 80 euro, perché andate a vedere chi li prende gli 80 euro, non deve avere nessun altro reddito al di fuori di quello di lavoro, non deve arrivare a 26.000 euro, quindi se hai la casetta e sei qualcosa, perché sai, i comunisti hanno il cuore a sinistra ma il portafoglio a destra, quindi non è proprio stato tanto male. E questi quando si troveranno che anziché prendere 80 euro non li prenderanno perché superano i 26.000 euro, saranno un pochettino incazzati, ma gli perdonano tutto. Poi, altra cosa che io ce l'ho con gli italioti, ma questi sono talmente deficienti. Noi con il referendum andiamo semplicemente che vogliamo i film per referendum e tu arrivo adesso perché vedo Salvini per televisione e dico sì, ha ragione, qui veniamo a firmare qui là.
E poi alla fine votano a sinistra. Poi votano a sinistra, sì, è proprio così, votano a sinistra. Ma noi chiediamo di andare a abrogare, primo, la legge Fornero, fatta da una ministra del governo Monti che doveva salvare l'Italia, perché il governo precedente... Appoggiato dal Partito Democratico, non dimentichiamo questa cosa. Quello lì, poi quello il secondo, quello delle case chiuse, vabbè, quello lì... L'abrogazione della legge Merlin. I concorsi pubblici per gli stranieri, quello è di quell'altra grande ministra Chienge del recente governo Letta. Sì. Quello che è l'ultimo, il sesto, quello che stiamo ancora raccogliendo, è contro il reato di immigrazione, per i cristiani reato di immigrazione, voluto da PD e 5 Stelle. Ma ti rendi conto che gli italiani sono proprio dei grandi deficienti? Applaudono a questi pseudo-dei che hanno salvato l'Italia e poi chiedono di firmare per annullare le leggi che hanno fatto. Che hanno fatto loro, infatti. Diciamo che c'è infatti questo paradosso che insomma non riusciamo a capire da cosa sia determinato. Abbiamo un'altra chiamata in linea, pronto? Sì, salve ragazzi, Walter da Mestre. Sì, buongiorno Walter, prego. Allora, io vorrei aggiungere un po' di pepe sulla cosa. Sì, bene, ci piace. Non è dietrologismo, non è terrorismo, però... io ho trovato su brogli elettorali online alcune cose interessanti riguardanti l'America. Allora invito quanti ci ascoltano ad andarci a dare un occhio, perché è una cosa altamente istruttiva. Ripeto, non è detto che qui siano successe le stesse cose, ma siccome questa inchiesta su fatti reali accaduti in America alcuni anni fa, con testimonianze dirette di gente che fa i programmi, si spiegano come hanno potuto lì e come potrebbe essere qui manipolare il voto, non tanto ovviamente il voto fatto nelle cabine e il conteggio delle schede, quanto la trasmissione dei risultati, perché non so se lo sapete tutti, ma per avere velocemente il conteggio dei voti ogni sezione trasmette in maniera digitale l'esito degli propri scrutini. Sì. E lì viene spiegato chiaramente come è possibile con un semplice programma, all'insaputa anche di chi modificare, manipolare gli esiti. Per cui se, faccio per dire, ci sono 10 voti bianchi e 9 voti neri, nella trasmissione del dato possono risultare 10 voti neri e 9 voti bianchi, senza che nessuno lo sappia, che non ci sia nessun modo per controllarlo salvo conteggiare fisicamente le schede. Un dato che mi ha fatto riflettere è questo. In questo servizio la cosa che spiega ampiamente come è possibile che ci siano queste cose è la discordanza tra gli exit poll e i dati finali, in quanto che dicono è praticamente statisticamente impossibile che ci sia una eccessiva discrepanza tra gli exit poll e quindi le proiezioni e i voti reali. E da noi in questo caso c'è stato, perché nessuno infatti aveva previsto un risultato insomma del genere del Partito Democratico. Insomma, tutti immaginavano che sarebbe stato in testa, o comunque che ci fosse almeno un testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, però nessun exit poll sostanzialmente aveva previsto un risultato del genere per il Partito Democratico. Insomma, anche questa è una cosa che ci può far riflettere. Un'altra riflessione che mi viene da fare anche in seguito a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, quando appunto esponendo insomma il suo pensiero ha detto quelli di sinistra sono di sinistra ma hanno il portafoglio a destra, e in queste elezioni sinceramente mi pare di aver riscontrato che sostanzialmente una grossa fetta di centrodestra, almeno questo è quello che ho potuto notare io e il mio pensiero personale, si è andato a votare il Partito Democratico, ma più che il Partito Democratico la figura di Renzi, perché comunque sono anni che sostanzialmente centrodestra e centrosinistra, da quando ci sono i governi tecnici, governano insieme. Si sta restaurando un po' la vecchia DC. Io credo che sia un dato assolutamente da considerare. Abbiamo un'altra chiamata in linea, credo l'ultima. Pronto? Salve, sono preso da Sesto. Ah, buongiorno, da Sesto San Giovanni? Esatto. Ah, allora siamo vicini. Sì, esatto. Prego. Tempo bello in Padania, finalmente. Primo, perché non sono riusciti a sradicare la Lega, nonostante tutte le cavolate che hanno impartito
nell'ultimo periodo tra radio, televisione e cazzate di tipo vario. Punto 1. Punto secondo, perché la Lega in Europa è assieme ad altri 100 e passa parlamentari, quindi probabilmente la terza forza. Sì, si creerà appunto un forte gruppo anti-euro. Dice no, e assieme a un po' di gente che dice ma, e quindi il no e il ma già vuol dire che non dicono sì come gli altri due. Punto terzo, che Schulz va a casa. Questo è, gli hanno tagliato proprio completamente le gambe, perché tanto quello lì i voti non ce li ha, a meno che non fanno una cosa talmente evidente che le prossime elezioni poi va a finire che prendono 3 voti in tutto. Sì. Infatti, sicuramente dato da considerare. Grazie Alfredo, un abbraccio, ciao. Bene, insomma, diciamo che abbiamo ricevuto diverse telefonate con varie, insomma, considerazioni che faremo sicuramente nostre. Il dato della Lega io ritengo sia stato assolutamente positivo, perché insomma il 6% non è assolutamente da sottovalutare, ma bisogna fare continuamente dell'autocritica per migliorare sempre di più. Io vi saluto, vi ricordo che fino al 3 giugno potete firmare i nostri referendum, quindi la data si avvicina, affrettatevi. Se avete delle domande ulteriori chiamate il numero amico allo 0266 234 234 oppure andate sul sito www.vieniafirmare.org. Io vi abbraccio e ci vediamo settimana prossima. Un abbraccio. Avete ascoltato Giovani Padani. Dal 30 maggio al 9 giugno, Pognano vi aspetta per l'8ª festa della Lega Nord. In via De Fendi, presso l'area feste, tutte le sere potrete